Sì? Ok Nino? Bene, aspetto. Eccoci arriva all'ora del nostro ponaro con Nino, a Bosco e anche a Alvaro. Come che dice nel dialetto delle vostre parti, parole in italiano di cultura anche di arte. De come che si dice anche nel vostro italiano, parole in lingua veneta dal suono un poco strano. Ladies and gentlemen, Miss Boscola. Tu mia boscolare, vernacolando, mi insegno veneto, si però giocando, se proprio non vi comoda il mio modo di parlare, potete andare tutti da che voi devo Vernacolieri e vernacoliere, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolando TV, il nuovo supplemento di Vernacolando, la trasmissione di Radio Padova dedicata alla lingua veneta. Non perdiamo tempo, passiamo subito alle parole alla Boscola. Vai Boscola! Dunque, intanto vi dago le parole di Ancuo e come sempre vi mando un mondo di basi. Grazie. Fiori, sono veramente poetica. Una roba, La prima guarda. parola esce come sempre dal dialetto fine l'italiano. Che sarebbe la parola favaro. Cosa è sto favaro? Come se che ti lo dici nel tuo italiano? E l'altra parola esce invece dall'italiano fine il dialetto. Posso sentirla? Sentiamo. Sì. Sei tu sicuro, Alvaro? Sì, dai. Passiuto, Basta. Boh, ti andrà a dirmi nel tuo dialetto, sei tu in grado? Sì, Non sono sì. mica tanto sicura, sai? Dai, tu non ti Vado preoccupare. via dai. che dopo ho da dirti un mondo. E Mr. X per oggi è... Capito. girato. Vabbè, Veniamo alle dai. traduzioni, Armando. Allora sentiamo come traduci tu la parola italiana pasciuto. Pasciuto. Video, Oh, Vedeo. interessante. Vedeo. che sia un bel video. Bel vedeo, ma che bel vedeo. Ma questo riferito a uomo o anche a donna? Lo stesso, vedea. 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 Vabbè, insomma, è perfetto. non si dice così a una ragazza. No, dai. No, Guarda che ma quando è capita- carino, dai, Guarda su. che video, Gio. Gio. Vabbè. Armando, guarda che bella, può dire che guarda che bella vedea. che bel Sì, vedeo, vabbè, certo, ma non è certo. Sei una ragazza. Sì, vabbè, insomma, comunque non è che di Sempre solito vedea. una ragazza è molto contenta se gli si O dice se no, una se roba proprio voglio simile. proprio essere cattivo, Ecco. ti sia un bel mascion. Anche un bel Mascion. mascion non è male, Mascion, anche vuol dire mascion. proprio bello, bello, bel proprio mascion. bello, come dire, rotondo, pienotto, Sì, sì. pienotto, No, pienotto. non inteso come Rocky, come forzuto, proprio mascion, proprio il Mascion. Mascion, proprio, ecco, sì, perfetto. Bene. Ok. Bello, ed ora- bello, con forme rotonde. Esattamente. Ed ora in chiusura, favaro. Cosa sia il favaro? E il favaro, Vabbè, dai. penso che sia una pianta delle Sì, fave, però non sì, penso. la pianta dei Sì, fave. penso. L'avevo già La detta platea io. applaude. Oppure il sabbro potrebbe essere. Il Oppure fabbro potrebbe essere un'idea, Comunque, benissimo. allora, tu proponi o l'albero delle fave, cioè nel Il senso fabbro. o il fabbro. Vabbè. Il sabbro, esatto, Ho sì. capito. Grazie Armando, alla Tante belle prossima. Grazie a voi. Ok, Boscola, le soluzioni adesso. Avanti qua. Sì. Prima parola, favaro. Questa era come sempre dal dialetto fine l'italiano. Sì. Si dice fabbro, si dice. Ah, benissimo. Ma vorrebbe dire anche maldestro. E dopo. L'altra parola era come sempre dall'italiano fine il dialetto. Pasciuto. Che qui i bravi dice pasciuto. Pasciuto, Qua pasciuto. che mi ho da sforzare. Avanti qua. Pien. Tieni, Nutrio. nutrio. Bello questo. È il maschio della nutria. Guarda, mi fate a se dice sgionfa. Ah, è vero, ce Mignona, l'avevamo. sgionfa di voi altri due. Grazie. Ma dove sta scritto che la bellezza e la sensualità risiedono nella magrezza? E cosa dice a proposito la saggezza popolare veneta? E diete se robe losche, che ai cani magri di vadrio e mosche. Cioè, il troppo storpio. L'eccessiva magrezza non è mai una cosa da ricercare a tutti i costi.
Bene, per oggi è tutto. Alla prossima puntata. Ciao. Se sarà